Alberto De Piscopo, aeroporto di Torino, si va concludendo la trasferta, la prima trasferta assoluta della Sicily Football Association. Veniamo da Sanremo, dove c'è stata la Mediterranean Cup 2021, alla fine un quarto posto, ma intanto partiamo dalle emozioni di questo esordio assoluto per la nazionale siciliana. Sì, le emozioni incredibili dell'esordio della prima partita, torneo di futsal. Il momento dell'inno è stato il culmine di un percorso degli ultimi mesi che ci ha visti di grandissima corsa a rispondere a questo invito, a questo impegno, di cui ringraziamo l'organizzazione con IFA No Limit e Francesco Zema, il direttore in particolare. Un sogno che si avvera non solo per noi ma per tutti i siciliani che ci hanno seguito da casa, numerosissimi. I vostri numeri hanno portato testimonianza di un seguito quasi incredibile per un evento costruito così in fretta. A proposito dei numeri e del grande senso di appartenenza dimostrato dai siciliani, questo penso sia la più grande soddisfazione per questa neonata nazionale, neonata associazione, perché la Sicilia probabilmente aveva bisogno di questo tipo di compagine, di questo tipo di rappresentanza. Sì, noi ci diciamo da tempo che i messaggi identitari, culturali che vogliamo trasmettere e che rappresentano il nostro patrimonio più intimo avevano bisogno di un veicolo. Lo sport in generale, il calcio in particolare, rappresenta questo tipo di strumento e i riscontri di questi 3 giorni ce lo sta confermando. Andiamo all'aspetto sportivo, ricordiamo una competizione a 6 squadre, alla fine è stato un quarto posto, poteva andare sicuramente in maniera diversa, però appunto era anche una prima volta. Sì, abbiamo avuto un'altalena di emozioni. La vittoria all'esordio, ovviamente il primo gol della storia, è stato il momento magico che abbiamo vissuto. La seconda, potevamo dilagare, purtroppo abbiamo pagato nella seconda partita la vittoria risicata, allorché ci siamo trovati in condizione di parità con Nizza, che poi è stata la vincitrice della competizione. A quel punto ci siamo scoperti perché la differenza reti ci penalizzava e agli ultimi 2 minuti il contropiede ci ha consegnato la sconfitta nella seconda partita. Una sconfitta sul campo, ma che ha dimostrato il valore della nostra rappresentativa. Nizza ha dilagato contro tutte le altre avversarie, compresa la finale. Ce la siamo giocata alla pari, per cui abbiamo questo rammarico. La finale del terzo e quarto posto ci ha visti un po' scarichi dal punto di vista fisico. Noi abbiamo fatto le prime 2 partite alle 2 e mezza del pomeriggio sotto un sole cocente, ci ha un po' penalizzato. Nonostante tutto abbiamo cominciato bene, siamo andati nel doppio vantaggio, ci hanno ripreso, siamo andati nuovamente in doppio vantaggio. A 1 minuto dalla fine eravamo con i 2 gol di vantaggio, poi lì probabilmente è arrivato un momento di scarica, episodi sfortunati, e nel giro di 1 minuto ci siamo fatti pareggiare. Poi la lotteria dei rigori ci ha penalizzato, l'emozione ci ha tradito, ma nulla cambia, insomma. Siamo felicissimi di quello che è stato, che va al di là del posizionamento nel torneo. Quali saranno i prossimi step? Diciamo che questi 3 giorni, oltre all'occasione di poter mettere finalmente piede in campo, finalmente in anticipo piede in campo, ci ha consentito anche di stringere ulteriormente i rapporti che ci hanno portato fin qua. Erano presenti ovviamente i responsabili, i delegati, i presidenti di tutte le delegazioni, oltre alla dirigenza mondiale di Conifa. Ricordiamo la presenza del presidente mondiale, il presidente europeo e appunto, come detto, il direttore globale No Limit. È stata stimolata la voglia di scendere in campo. Non si giocava da moltissimo. Ci siamo dati appuntamento a prestissimo, per cui con la compagine di futsal nei prossimi 8-10 mesi probabilmente avremo altri 2 appuntamenti importanti, fra cui il mondiale. Sottolineare che è utile che la presenza a questo evento ci ha consentito di staccare il passo per il mondiale, per cui ci saremo. Ci saranno anche
delle competizioni importanti di calcio a 11 ed è quello che anche i nostri tifosi aspettano. Ci sono delle grandissime possibilità affinché possa avvenire in competizioni internazionali nel 2022. In chiusura, Alberto, va anche ricordato come la Sicilia, oltre che dal punto di vista sportivo, si sia difesa assolutamente bene anche dal punto di vista logistico, dell'organizzazione dell'evento in generale. Qual è il tuo auspicio per le prossime settimane, anche perché ci sono stati dei partner che hanno fatto sì che questa competizione e questo evento potesse essere realtà per la Sicilia? Sì, noi ci siamo ritrovati invitati a poter partecipare a questo evento prestigioso con un lasso di tempo molto corto. L'organizzazione è stata complicata, ha avuto momenti di difficoltà perché i giorni passavano e il cumulo delle attività da gestire diventava incombente, e in quel momento ci siamo ritrovati attorno tantissime persone, tantissimi siciliani che hanno deciso di darci una mano. Gli sponsor sono stati quelli che a un certo punto ci hanno chiamato per chiederci cosa potevano fare per noi. Ci siamo incontrati, ci siamo dati qualcosa reciprocamente e abbiamo una soddisfazione reciproca. Prima di questo abbiamo uno staff di collaboratori che non compaiono, non sono comparsi in 5 giorni, ma che da inizio progetto, ma nelle ultime settimane in particolare, lavorano senza soluzione di continuità per arrivare pronti e preparati all'evento. Dovrei dirne tanti, il primo che mi viene in mente è il nostro responsabile della comunicazione Fabrizio Di Blasi, ma non si può dimenticare Laura, Marco, Angelo, Gianluca. Farei torto a qualcuno e starò facendo torto a qualcuno in questo momento. Dulcis in fundo mi consentirete un ringraziamento personale e a nome di tutti i siciliani che hanno potuto godere del momento e dell'evento nonostante la lontananza, le restrizioni, l'impossibilità di essere presenti. La collaborazione con WeSport dall'inizio ha rappresentato un valore aggiunto per noi, ci consente di portare il messaggio che vogliamo portare fuori dalle mura, fuori dai nostri confini, ed è stato fatto in maniera egregia e con numeri da capogiro per quello che mi avete dato modo di vedere. I complimenti in questo momento non abbiamo avuto occasione prima, ve li riporto anche dal board mondiale di Conifa. Stamattina nella riunione conclusiva dell'evento uno dei punti era un encomio al lavoro straordinario di una decina di ore di diretta di WeSport che ha garantito a tutti di poter godere di questo evento per noi storico.